Guido Ramelli, titolare dell'omonimo pastificio a Valleggio sul Mincio in centro. Signor Guido, lei fa parte di questa bellissima esperienza della Confartigianato Alimentazione del Veneto a Vinitaly. Non potevate marcare perché producete forse uno dei prodotti più originali del Veneto e siete poi della zona di Verona e fate questi famosissimi nodi d'amore che lei sta, intanto che parlo con lei, producendo in una velocità incredibile. Ci racconta un attimo la particolarità di questo prodotto e della sua tipicità? Beh, come potete vedere il tortellino di Valleggio, quello vero veramente, è tutto fatto a mano, per cui la manualità c'entra al 90%, gli ingredienti sono di prima qualità, non hanno conservanti, per cui il nostro tortellino va consumato o fresco o addirittura congelato nelle famiglie come si faceva una volta, per cui rimane un prodotto come 30 anni fa e così deve essere trasmesso in questo modo. Lei ha un'azienda molto particolare perché sopra il suo laboratorio ha una cucina vera e propria dove delle signore cucinano la carne per poter fare l'interno dei suoi tortellini, vero? Sì, ecco, nel rifare l'azienda, perché non è molto che abbiamo fatto questo stabile, questa struttura, abbiamo voluto trasmettere al cliente che viene proprio il profumo e la qualità di come si fa il prodotto, per cui tutte le persone che vengono a visitare, che chiedono, li portiamo su a vedere come si fa, senza tanti segreti, cioè il prodotto deve essere visto e fatto vedere nella sua semplicità e nella sua bontà. E questa esperienza a Vinitaly come la interpreta? Ma io la interpreto molto positiva perché il vino se non c'è il mangiare, se non c'è il tortellino non si apprezza e viceversa, se il tortellino non ha il bianco di Custozzo o un altro vino non è apprezzato per quello che è, per cui è uno sposalizio che deve andare avanti alla pari.